Benvenuti nell'anfiteatro dei gladiatori del terzo millennio. Senza esclusione di colpi, ma leale, sportiva, vera. È la quinta edizione di questa manifestazione e quest'anno sono tantissimi i campioni e le campionesse che vedrete in azione. Milano, una città che tutti pensano di conoscere, magari solo perché hanno visto il Duomo, i grattacieli o hanno fatto un aperitivo in qualche locale sui Navigli. Ci sono tante cose belle e nuove in superficie, ma il sottosuolo invece è quello di sempre, duro, vecchio e sporco. Staring out the sky, passing by new rising stars. Caught by the trap of our promise, she's resigned, she will never keep. Another night waiting for a new day, 'cause your night is on again. She's ready to cross the line. Since you cried all the time, wearing all the shame. It's been so long since you smiled with your child. Some clouds are hiding the sun. Ti rendi conto? Mi hanno fottuto la borsa. Hai visto qualcosa tu? Non ho visto L'ho appoggiata nulla. sul divanetto. Non ho visto nulla. Ma No, stai cazzo, la tranquilla. prossima volta che mi dici vieni a Milano io non ci No, vengo vediamo più. C'era tutto, dentro stai l'iPhone, tranquilla. 3 carte di credito, io non... Che stai cazzo? calma. Grazie. Cazzo, hai visto? Era tutto sporco di sangue. Facevo... Controlliamo se... Perché io sinceramente non mi fido.
L'altro è ancora vivo? È importante. Era una cazzo di borsetta, Al! Ti vuoi dare una calmata? I clienti continuano a lamentarsi. Tu sei qui per lavorare, non per spaventarli. Se me li spaventi, non verranno più. E se non verranno più, andranno a spendere i soldi di papà da un'altra parte. Quante volte te lo devo dire? E cambiati quella cazzo di camicia. Dai, vai fuori dalle palle. Sei ancora qui? Dai! E guarda, stasera se cambi idea se deve trovarmi. Basta stronza, tutte le volte che le portavo io a chiedere a te. Basta un pezzo di merda. Sta scroccona. Sta puttana, sta fatto allungare. Ma come ti deve fatela pigliare in culo? Basta ragazzi, sto lavorando io, per favore, basta casino, I'm still here, even when you love me, even when you hurt me, even when you say goodbye. I'm still here. Si sentiva sicuro, protetto e amato insieme alla signora Barberin. Anche se non era la sua vera madre, con lui era sempre dolce, gentile e affettuosa. Remy stava bene insieme a lei e conduceva una vita tranquilla e serena. L'unico rammarico della sua vita era la mancanza della figura paterna e per questo a volte Remy si sentiva triste e infelice. Apologize can make it different. Apologize and make it different. I see the
interessa più a nessuno. Ora i figli di papà, gli unici che hanno ancora un casino di soldi da scialare, adorano il sintetico, cazzo. Cioè, più è merda di laboratorio e più gli piace. Non c'è più la droga di una volta, non c'è più ganja. E poi se la mettono che i prezzi crollano, cazzo. Adesso mi chiedono tutti metanfetamina, GHB, e poi c'è quest'altra merda dell'est che ti fa correre nudo come un idiota lobotomizzato. Aspetta, come cazzo si chiama? Che non mi ricordo. Perché come si chiama? Feste di cazzo. E poi c'è questa cazzo di moda di comprare la droga su internet. Ti rendi conto? Cioè praticamente fanno gli ordini direttamente al telefono, magari mentre sono in fila al supermercato. Tecnologia, pezzo. Però il valore dell'artigianato, chi ci pensa? Oh, ma sai che mi sa la gente di metterti su internet? Ma ci sto pensando. Sai, quanti sbattimenti del cazzo in meno? Visto queste scale di merda, meno benza, meno... Solo quello, la qualità, mica. Ciao bella, chiamami se hai bisogno, eh? Perché tu vuoi vendere qualsiasi tipo di droga, se il servizio fa schifo. Comunque, immagina la scena, io sono lì che sto ricevendo un ordine, mentre Lisa mi fa un pompino. Apro, leggo, quantifico, raccolgo e rispondo sì all'ordine nei giro di 2 minuti. Certo, ci vuole sempre una spedizione fatta personalmente, ovvio, però cacchio, tutta questa operazione mentre Lisa mi sta ancora succhiando il cazzo. È una figata, no? Quasi quasi ci provo. E tu che cazzo sei? Irina, che cazzo succede? Irina non può venire, è legata. Ci penso io. Ciao Irina. Andiamocene via da sto posto di merda, qua abbiamo finito. Peccato che non l'hai conosciuta Irina. È una gran figa, la più figa del ballatore. Questa che c'ha dei tutti che può fare il campionato. Grazie caro, no, non fare niente, ti prego, non intervenire, ci parlo io. Ragazzi, ciao Marchi! Come stai? È un po' di tempo che non ti vedo, eh. Sono stato un po' impegnato, però sto facendo una cosa... E come mai non mi rispondi al telefono? Perché sto aprendo una nuova cosa su internet. Guarda, e i miei piccioli non sogno, i piccioli, i piccioli. Se mi dai un paio di giorni... Voglio i piccioli, voglio! Ma dai i piccioli! Stai fermo! Stai fermo! Questi non dimenticano, cazzo. Oh, ti sei guadagnato paga doppia, sta. Che ci fai tu qui? Ti ho provato a chiamare. Senti, vattene lo chiamo alla sicurezza. Non mi rispondi mai. Perché dovrei farlo? Non mi interessa sentirti. Ho preso questo, vorrei darglielo. Ce l'hai avute le tue occasioni per stargli vicino? Non ti sei mai fatto vedere, eh? Ma come pensi si sia sentito lui? Non voglio vederlo con gli assistenti sociali.
Non decidi tu come e quando. Se fosse stato per me, neanche quello ti avrei concesso, guarda. Dammi una possibilità. Per cosa? Per portarla a rubare e pestare la gente che gli sta antipatica? Sto lavorando, sto rigando dritto. Non mi piace ora. Senti, tuo figlio puoi vederlo ogni martedì alle 15 con l'assistente sociale. Dammi una possibilità, sono il padre, ho bisogno di un padre. Di un padre, sì, non di te. Ora vattene che sono impegnato. Vattene! Tu bene, Simona? Sì, se ne stanno andando. Sa neanche quanti anni ha suo figlio. Comunque ti saluta Olga. Cos'è Olga? Olga, la tua ex collega di Via dei Mille. Che cazzo è questa storia che tu facevi la puttana? Ma vaffanculo. Che cazzo vuoi? E poi fatti i cazzi tuoi. Sono cazzi miei, perché tu, con tutti i cazzi che hai succhiato, avrei fatto una bella collezione di malattie. E io, che ti scopo, quando riesco. E quindi, sono cazzi miei, basta, troia. Come stai? Bene. Anzi, benissimo. Perché? Visto? Nessuna malattia. Affanculo. Ma io ti amo. Testa di cazzo. Scusa, cosa che hai detto? Ripeti? Testa di cazzo. No. Prima. Ti amo. Hai deciso serio? Sì, testa di cazzo. Comunque anch'io. Cosa? Anch'io ti amo. Puttana di merda. Ascolta. Mi è venuta in mente un'idea. Senti che idea. Adesso io mi metto a posto con i calabresi. Ci ripuliamo, basta droga, ci troviamo un bel lavoro. Onesti. Perché tanto ci amiamo. La distanza lavora sotto. Fegato, mento, via. Bene Paul, allunga a sinistra, lavora in velocità, via. Bene. Attenzione alla testa, state più dritti. Tempo! Andate a farvi la doccia. Non fate il solito gioco della saponetta che vi scivola. E tu che cavolo fai qua? Sei tu che mi hai chiamato. Voglio sapere come stavi. Dal fisico schifoso che ti ritrovi, a me non sembra tu stia molto bene. Sto lavorando, Claude. Basta, sto lavorando. Che lavoro stai facendo? Butto fuori di notte. E ti sembra un bel lavoro? Vabbè, dai, ciao. Tu e i ragazzi siete sempre stati importanti per me. Vorrei tu tornassi a combattere. Dai, ci vediamo domani, non mi venire.
This is the day of the universe extended. I just wanna sacrifice myself. This is the day in which people feel misunderstood will finally be understood. I can see the sorrows, I can feel the pain. Just wanna throw it all away from my face. From my face. Io ho preso un 8,5, non eccellente, ma il povero Serino, guarda. Tutto bene? Allora, siete pronti per la recita? Facciamo una bellissima canzone. Sì? Mi sembrava Io ci sarò, però senza strumenti. Ah, non suonate gli strumenti? No, fare una recita a parte. Wow! Forse è il 3 dai. dicembre, però non è. Bene, Forse bene. il 6 si è rimandato. Ah, dovete impegnarvi, dovete studiare e esercitarvi E tanto con e quella di geometria. Ma se il povero anche Sevino, per domani. guardate che faccia che ha fatto. Dovete studiare tanto il pomeriggio. Ci risiamo, Al. Ecco, bravo, non dire niente, lascia parlare me. Aveva un bel culo almeno. Ma chi? Ma mi prendi per il culo? Dato è che ti sei scopata nel cesso. Tra le altre cose ti ricordo che il tuo lavoro è buttare fuori la gente che scopa nei cessi, non scopare nei miei locali. Non succederà più. No, sta frase l'hai detto un sacco di volte, non funziona più. Non c'è una serata che non scateni una rissa, mi spaventi i clienti con quel tuo fare da stronzo. Ti hanno visto pippare la tua droga di merda in bagno. Chi l'ha detto? A te non te ne frega un cazzo di chi me l'ha detto. Tu continui a fare le tue stronzate da coglione. Ma tuo figlio lo sa che è un padre stronzo di merda drogato che scopa con le troie nei cessi dei locali e picchia la gente senza motivo? Ti credo che la tua ex moglie non te lo fa vedere. Che cazzo di padre sei? È così che vuoi far crescere tuo figlio? Non ti permettere più di parlare di mio figlio. Perché se no... Ma come ti salta in mente? Guarda, sta entrando un guerriero. Non devi farti vedere da lui. Vorrei vederlo almeno crescere. Vuoi negarmi anche questo? Sei tu che te ne sei andato. Che ci hai lasciato. Non ho avuto scelta, lo sai bene. Le cose cambiano, Signor Lato, prego mi segua. Dottor Davino, c'è qua il signor Lato. Si accomodi.
Bene, mi parli un po' di lei. Io ho lavorato in quasi tutti i locali di Milano come buttafuori. Ho girato il mondo, sono stato in Sudafrica, Sud America, in Oriente, come guardia del corpo. Ha un curriculum con sé? Non scritto. Vedo che ha tanti tatuaggi. Hanno un significato per lei quei tatuaggi? Sì. Ha un tesserino, un'autorizzazione dalla prefettura? No, non ce l'ho. Perché? Ho precedenti. Mi spiace, però non rientra nei nostri parametri. Se dovessimo avere un lavoro più avanti, le facciamo sapere. Arrivederci. Facciamo sta botta di scaglie, queste disoneste. Perché no? Ciao, Val. Ciao. Ma io direi un vodka lemon. Offri tutto. Beh, sembra che arrivi da un funerale. Sto cercando lavoro che non lo trovo. È normale. Guarda quanto tagli in faccia c'hai. È normale che non trovi lavoro. O fai la vita da criminale, o ti apri un locale. Non ho avuto mai i soldi per aprire un locale. Aspetta un attimo. Uè, bro. No, non venire domani. Neanche dopodomani. Ok? Ciao. Io andando da questa parte che mi sono aperto un locale, una discoteca. Sto facendo dei soldi, business, sta andando tutto bene. E da oggi in poi lavori per me. Ok? C'è da bere fuori. Vodka e lemon. Alla faccia degli infami e invidiosi. Che c'è? Sono per voi. Ma non li voglio i tuoi soldi. Per Matteo. Senti Al, credimi, la mia fiducia l'hai già persa da tempo, fammi andare che tardi. Per Matteo almeno prendi per lui. Ma esattamente per lui che non li prendo. Vuoi che diventi come te? Sei tutto sporco, Al, sei pieno di lividi e gli occhi rossi. Buonasera ragazzi, polizia. Date i documenti per cortesia. Certo. Grazie. Portalo via questo, va. Comandante, un po' stretta. Buonasera, polizia. Mi dai i documenti, per favore. O aspettate qua un attimo, gentilmente. Buonasera, scusi, Buonasera. cosa è successo? Al momento ancora niente. Le domande le facciamo noi, si mi dà solo un documento, grazie. Bene. Lei cosa fa? Lavora qua, un cliente? Sì, lavoro qua, faccio buttafuori. Si occupa di sicurezza. Tenga un attimo il documento. Gentilmente mi mostra il tesserino, per favore. Non ce l'ho, stavo lavorando. Cosa vuol dire non ha il tesserino? Non è abilitato, quindi? No. Quindi lavori in nero? Sì. Benissimo. Si accomodi un attimino qua, per cortesia, un attimo solo. Grazie.
Classico, siete a posto? La prima volta che venite qua? Sì, sì. Ah, va benissimo, ok. Buonasera, prego. Buonasera. Chi sono io? Chi sono io? Un sopravvissuto. La vita mi ha insegnato tante cose sbagliate. Il messaggio lo riesco solo adesso a decifrare. Chi sono io? Chi sono io? Chi sono io? Un sopravvissuto. Se dicono non... Che cazzo è? Ma questo che cazzo è a quest'ora? Oh, che fai qua? Sono tornato ad allenarmi, volevo fare il logo dell'Accademia. Dai, entra, dai. Beh, come te la passi, Al? Di merda, hanno arrestato il proprietario del locale dove lavoravo. Cazzo, che sfiga. La notte così. E adesso che fai? Qualche lavoretto quello. Cazzo, sta macchinetta del cazzo qua si inceppa. Queste cose moderne non valgono niente. Oh. Cazzo, aspetta un attimo. Poi io c'ho un vecchio ricordo da farti vedere. Magari viene anche top. Lo ricordi? Cazzo, c'era ancora. Questa è la prima macchinetta che abbiamo costruito assieme. Ti ricordi con quel Walkman, che ridere. Adesso ci divertiamo. Mamma mia, questa sì che picchia. Pronto? Ciao Ale, sono Claude. Sono qui al palazzetto. È successa una cosa brutta, ma potrebbe essere un'occasione per te. Celotto si è infortunato, si è scassato un ginocchio. Allora? Vorrei proporti come sostituto di Celotto, al Milano in The Cage. Ma siccome ti conosco e sei un gran cazzone, ti consiglio di allenarti seriamente. Quanto pesi? Sarò sui 95. Cosa? Guarda che devi scendere all'84 per entrare in categoria. Ciccione del cazzo. Non è un problema. Al, c'è una grossa borsa in palio. Devi darci dentro. Mettici tutto l'impegno stavolta. Ti aspetto in palestra. Ciao. Finito, Ale. Non hai perso, la mano, aspetta. Gucci Rolex, Louis Vuitton, Gucci Rolex, Louis Vuitton, Gucci Rolex, Gucci Rolex, Gucci Rolex, Louis Vuitton, Gucci Rolex, Louis Vuitton, Crystal Club Dom Perignon, Jake La Furia, Guepe e Yon, un sorso a testa tipo ping pong, disco gente che si spintona, tutti vogliono il king in zona, abbaglio pure il DJ che suona, il tempo il flow Jake e il Daytona, a fianco a me c'ho una cavallona, figa e poco fai Wonder Woman, fra lo vedi che il rap funziona, e la furia rap in persona, la rima è fresca, paga c'è un po' sintetica. Che figata di festa, eh? Te l'ho detto io non fare le cose in grande. Oh no. Cazzo, quanto pagherei per avere l'appalto di fornitura io? Ma basta, ma tu lascia. Dai, vieni qua, basta, fermo. Amo, ti prendo davvero il bicchiere. Vieni qua, dai. Andiamo di là, dai. Cazzo, questa è roba buona, te l'ho detto io, va.
Dai, andiamo di là, dai. Allora a lui ti devo presentare. Vieni, va. Ehi là! Ciao, come butta? E te che ci fai qua? Non ti avevano ammazzato? A me? Anch'io voglio un bacio. Sì, a te. Ma come ammazzato, scusa? Che senso? Ma dai, gioco, fa come se fosse a casa tua. Ah, che stronzo. Mi hai fatto prendere un infarto. Come Ciao, sei carino. va. Grazie. Ah, comunque lui è Al, un mio amico, te lo volevo presentare. Guarda che se hai bisogno di un bodyguard, lui è il migliore sulla piazza, garantisco io. Ma adesso non c'ho voglia di parlare di lavoro. Questa è una festa e bisogna festeggiare. Dai, divertitevi. Vieni qua. Ah, appuntati anche tu, queste sono pazze. Ah, ciao, Luciano, quanto sei bello. Cosa è successo? Andiamo. Sì, adesso andiamo. Aspetta, fammi riprendere un attimo. Che vita di merda. La nostra, intendo. Ora che gente ci tocca frequentare. Poi per cosa? Te lo dico io. Briciole. Si alzano la mattina, fanno un paio di telefonate e hanno svoltato la giornata. Oppure vanno a una festa, mettono un po' in mostra le tette, senza sbattimenti. Milano mi ha un po' stancato, sul serio. Mi fa schifo, anche se mi tocca viverci. Allora vattene, no? Ci avevo pensato, avevo fatto anche un bel piano. E poi mi sono detto, ma io dove lo trovo un altro posto come Milano? Con tutti questi sfigati che spendono un sacco di soldi ogni sera per strafarsi. E allora stavo pensando, è come se avessi trovato una miniera d'oro e poi a un certo punto voglio mollarla perché mi fa schifo andare a lavorare sottoterra. Però basta, dai, andiamocene, mi sta pigliando male. Senti, me la togli tu di dosso perché sono troppo, non ce la faccio. Ascolta, andiamo a salutare gli uomini, così almeno si ricorda di te, che dici? Io, dove cazzo sei? Ciao bello mio, noi ce ne andiamo, grazie di tutto. Ok. Comunque da domani il tuo amico lavora per me. Dai, dici sul serio, grazie cazzo. Hai sentito, no? Hai trovato lavoro. Ciao, Ion, grazie. Ciao, belle. Andiamo, va. Hai visto, anche tu, non è sempre serio. A volte così, non è nelle feste, incontri, tutto passaparola. Andiamo. Troia. Oh, piano che stavano bene. Cazzo, c'ho fame. Versami un po' di vino, per favore. Fai. È sporco, cazzo. Adesso è pulito. Adesso è sporco. Porca puttana. Oh! Chiama un po' il cazzo di cameriere là. Scusi, cameriere. Può cambiamolo per favore, il bicchiere? Sì, cambiamo subito. Vorremmo ordinare.
Certo. Che c'hai da mangiare? Una bella tagliata di Black Angus americano? E com'è sta tagliata? Saporita, molto buona. E vediamo. Te che te prendi? Faccio la solita carbonara? Grazie. Faccia da cazzo. Ci vengo più. Che hai fatto, Teo? Niente. Tutto silenzioso? Cazzo è? Il telefono. Se solo giro ci mancava a romper cazzo. Eccola, va. Assaggiamo sta Black Angus. Però ci avrà pure la fascia da cazzo, però la carne è buona. Pronto? Ma che cazzo c'hai nelle orecchie? Ma hai sentito che voce di merda che c'ho? Ho capito, ma la gente paga per la mia voce, non per le equalizzazioni di merda che fai te. Sbrigati a rimetterci mano, va. Vaffanculo. Si trasforma in un sexy shop room e prende fuoco la location prima dello show. Bocce, ghiaccio al collo, al laccio, oro a go-go. Sono pronto a scalare i grattacieli di Hong Kong. Poi resto in cima più di prima, taglio teste e ghigliottine. Sembra un vero e proprio cimitero azteca la mattina. Tanta autostima, cerco adrenalina, tipo rapina. Io non vortice, anzi un uragano, tipo Caterina. Che ore sono? Boh, paura, sì lo so. Capelli dritti tipo scossa mentre senti questa song. La pezza gira intorno alla testa come un boomerang. Faccio un fioretto da domani, inizio il Ramadan. Questa è chimica, anzi fame chimica, qui non c'è dubbio. Vado in cucina e mi trasformo in chef Rubio. Ho la testa in subbuglio, pare un brutto viaggio. Qui ci vedo doppio ma centro il bersaglio. King del life, King del life. Trema, la mia faccia nera spianta. Trema, pareti e suolo. King del life, King del life. Trema, sono un leone in gabbia. Trema, trema, trema. Parto come un missile protossido d'azoto. Penno senza moto e nel vuoto. Il palco trema, terremoto. Ho trovato la mia distrazione, chiodo, scacciachiodo. Per distruggere pareti e suolo, sgancio questo suono. Senti qualche svampa, un'altra pianta a Casablanca. Mentre sudo sulla panca, la mia faccia nera sbianca. Prigioniero di Cassandra, sono un leone in gabbia. Quanta rabbia, se mi siedo sembro Hector Salamanca. Esplodo tipo granata, tu mi ringrazi, rispondo de nada. Vada come vada, sono ancora vivo, quindi vada. Ouais, c'est toujours le même problème, pas d'argent. Tu vois, tu pas la main, rien ne tourne ici là. Donc Ehi, bro. Merci les gars. Allora, Va bene. come stai messo? Bene, bene. Quanti ce n'hai? 5. Dammeli tutti, va. Visto che ti conosco, dammi 200. Io non ti do un cazzo. Te sai chi sono io, un pina lira, io non ti do un cazzo. Pezzo di merda! Pezzo di merda! L'ammazzo! L'ammazzo! L'ammazzo questo!
fuori? Sì. Aspetta. Sei pronto? Sono Al. Che vuoi? Passami Matteo. Adesso non c'è il tuo amico. Passamelo. Senti, basta, Al, per piacere. Io sto cercando di rifarmi una vita. Non è che puoi entrare e uscire quando ti pare. Voglio vederlo. Senza assistenti sociali voglio vederlo. Guarda, Al, non mi fare casini, questa è l'ultima volta. Mi raccomando. Gatto è il mio regalo a Matteo. Sei un pezzo di merda. Cosa sono questi? Te lo dico io cos'è questa roba. Si chiamano anabolizzanti, si chiamano. Non lo faccio più, master. A 2 settimane dal match, guarda come sei messo. Sei fuori forma, sei. Di notte lavoro, di giorno mi alleno, come faccio? Ascoltami, guardami bene. Sei una delusione per te stesso, per me e per la famiglia. No, non lo faccio più, master. Via da questa palestra e non farti più vedere. Non ti voglio più vedere. Non lo faccio più, master. Quella è la porta, vattene! Gli hai fatta arrivare, oh? Dai che ci aspetta il Costa Rica, prostituzione legale, festini, bamba, altro che Milano. Ormai qua a Milano non si sanno più divertire. Io non vengo. Che vuol dire vieni, oh? Ah, ma più sordi voi. Dai, ti pago il triplo, basta che andiamo, mi stai facendo perdere tempo. Andiamo, cazzo, dai. Non è per i soldi, Jon. È per mio figlio. Voglio cambiare vita. Nulla di personale, io non vengo. Sei uno stronzo, sei. Sai quanti ne trovo meglio di te? Vattene a fanculo! Ciao, Anna. Allora papà andiamo a mangiare? Oh, campione! E tu, mi raccomando, mi fido più di te che di papà. Ok. Dai un bacio. Date. Adesso ti porto a mangiare la pizza in un bel posto.
Guarda, non te che sei bellissimo con me, dai, scherzo. Ce la fai? Sì, ce la faccio. Sono più piccolo, guarda. Buonasera signori. Buonasera. Siete pronti per ordinare? C'è una pizza, no? Va bene. Allora, una pizza. Da bere? Io Coca-Cola. Io acqua. Come acqua? La mamma dice sempre che bevi birra dal mattino alla sera. Oggi bevo acqua però perché sto con te. Basta così? Sì. Buon appetito. Cosa fai col telefono? Ci giochi. Guarda quella ragazza lì come ti guarda, là, là. Bel trucco. Arriva. Margherita? Grazie. Scusi, le posso fare una domanda? Ma i tatuaggi sono veri? Sì, sì. Da grande li voglio fare anch'io. Franci, ti vieni a sedere per favore? Te la taglio io? No, faccio io. Dai che ti devo accompagnare a casa, dai. Ok, dai, andiamo. Andiamo che tardi, Ti hai fatto male? Posso? A posto? Oh, testa di cazzo, guarda il danno come hai fatto. La macchina è nuova, guarda un po'. Devo dare precedenza, mi sei venuto addosso, faccio la constatazione, dai. Constatazione di che cosa? Ma che cazzo mi interessa a me? Ma stai guardando sta cazzo di macchina come me l'ha combinato uno stronzo? Chi cazzo me la paga? Guardami in faccia, oh, con te parlo. Quante cazzo di volte devo dire, oh? A posto così. Dove vai? Dai, ascolta, dove vai? Oh, ragazzo! Vai al tuo posto. Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Pezzo di merda! Fai una bella cosa, adesso mi dai anche i soldi. Mio figlio è Dammi i tirami giù soldi, col a me tetto. di tuo figlio di te non mi interessa un cazzo! Vai a fare il culo, pagati la mano. Vai a fare il culo, stronzo, dammi i soldi! Pezzo di merda! A chi? A chi? Vai di là, tu. Cazzo! Cazzo! Ti ho detto di metterti la cintura e stare qui. Perché sei venuto qua? Perché? Cos'hai da guardare? Adesso dillo a tua madre! Cosa hai fatto? Ale, che è successo? Niente, ho avuto un incidente. Un incidente. Un incidente. Non è stata colpa mia. Non me ne frega niente delle tue spiegazioni! Guarda, è sempre la stessa storia, e io che te l'ho affidato! Non cambierei mai, guarda, mai. Non è stata colpa mia. A me non mi interessa! Sempre la stessa storia, te ne ho date tante, troppe di possibilità, e mi hai deluso ogni volta! Mi ho sempre aiutato, Simone. Aiutato dove? Nel tuo mondo fatto di droga, di criminalità, dove? Ti sei dimenticata che arrivi anche tu da lì? Facevi la zoccola attaccato a un palo. Sì, certo, me lo ricordo. E lo facevo per pagarmi gli studi, per scappare da quel mondo di merda, da quegli uomini di merda come te! Ci sono sempre piaciuti gli uomini di merda come me. Guarda con chi cazzo te la fai. Basta!
Vattene! Vattene, esci dalla nostra vita! Vattene! Vattene! Che sempre scale nella mia vita. 1 o 2 volte all'anno faceva avere alla famiglia un gruzzolo di Ciao, soldi Al. per tirare avanti dignitosamente. Ho portato qualcosa. Però è stata da mano, non sono Rolex. Sono scarpe, ma sono belle. Ah, scusaci, stavi guardando i tuoi cartoni animati preferiti. Mi spiace, però tu sai che io sono preciso e puntuale per queste cose. Ma che cazzo ridi? Hai finito, fattona di merda? Ma vaffanculo, coglione. Ma vaffanculo tu. Ma levati dalle palle, va, che dobbiamo parlare di lavori. Sì, vado a pisciare. Almeno per qualcosa di utile. Che sciccheria. Se non fosse per quelle gran tette. Ti dicevo, a me mi dispiace per i tuoi cartoni, però tu mi devi spiegare che cosa devi farti di questi 5 pezzi. Ma tu lo sai cosa ho rischiato a portarteli qua? Lo sai? E se mi fermano non posso neanche dire che era per uso personale. Quelli mi fanno il culo. E il culo è l'unica cosa che vorrei rimanesse per uso personale. Quindi adesso, per l'amicizia che ci lega, e per il rischio che ho portato, mi devi dire che cosa devi fare di sta roba. Sono cazzi miei. Stai organizzando una festa, vero? Hai organizzato un festino con delle troie tutte insieme da gestire. Ma perché non mi chiami quando queste cose? Lo sai che i festini e le troie sono la mia specialità. Perso il lavoro. Qualche volta i lavori da sbrigare non erano per un ragazzino No. della sua età, Remino si tirava Ma cazzo, ancora? quell'inverno particolarmente rigido. Ma com'è che non riesci a tenerti un lavoro per più di 2 settimane? Io te l'ho già detto. Tu non sei fatto per il lavoro normale, hai troppo la testa di cazzo. Te lo ripeto, molla tutto, vieni a lavorare con me. Ci penso io a te, non ti devi preoccupare. E poi adesso c'ho un bel affare tra le mani, di cui ti volevo parlare. E se mi aiuti c'è una bella fetta anche per te. Ma dove lo trovi un amico come me? Dove lo trovi? L'uomo che si stava avvicinando alla casa. Guarda, fidati, è un lavoro tranquillo, una passeggiata. Una passeggiata come quella che ti hanno fatto in faccia. No, e questo è lo strafatto e sono caduto in bagno. Cazzate, non crederli. Questo cazzone si è messo contro i calabresi e l'hanno pestato per bene. E se entro 3 giorni non gli dai i soldi, tornano a finire il lavoro. Sfigato. Ma i calabresi l'altra volta, Marco. No, non c'entrano quei figli di puttana. Sì, loro, però non ti devi preoccupare di niente stavolta, me la vedo io. So io come prenderli. Sì, sai come prenderli. Ma brutta puttana! Ti ho detto di farti i cazzi tuoi e di starti zitta. Ti ricordi che questo sfigato qui è quello che ti paga la roba gratis? Hai capito? E quindi se parli ancora, basta da domani. No, dai, ti prego, dammene un altro. No, guarda come diventa subito mansueta, la stronza, vero? Tieni, ma così non rompi più i coglioni una volta per tutte. Allora, ti stavo dicendo dei calabresi. Io ho detto l'altra volta di non menarli, cazzo. Tu invece l'hai fatto e quelli sono incazzati. Sono tornati quando tu non c'eri. E comunque, una cosa di cui ti volevo parlare, del lavoro di prima, è proprio per loro. Quelli ti hanno visto all'opera e così vorrebbero che tu lavorassi per loro. Qualche riscossione quella ogni tanto, roba di poco, senza problemi. Così almeno io andrei a pari con i debiti che ho con loro, me li annullerebbero. E poi questa cosa anche per te, perché almeno tu riesci a uscire un po' fuori da questo periodo di merda. Che dici? Loro dicono che tu li fai comodo perché la tua faccia non l'ha mai vista nessuno e così loro ne uscirebbero puliti come il culo di un bambino. Hai capito che furbi questi stronzi? Pensaci con calma, però fai in fretta perché io devo dare una risposta entro stasera se siamo d'accordo per l'affare. Stronza, prendimi la borsa, andiamo così lo lasciamo in pace. Lasciamo di guardare i cartoni. Ciao. Ciao. Almeno me lo fai sapere entro stasera. Ciao, andiamo.
No, questo c'è una cosa stronza. No, senti qua, Milano ostacola, ma qua vivere è una favola. 4 cristiani o mazze di una tavola, come base rispetto ed è una regola, che sia dentro una gabbia su una nuvola. Vai al tappeto e ti rialzi, magari con 2 calci, i rivali ti ridanno un'altra chance. Tappeto che di sicuro avanzi, come la polvere pacco che c'hanno i trans. O Zipino, arrivarono chiste, che facciamo stasera. Facete la sera. Stasera, venite. Buonasera. Siamo stati puntuali, no? Lui è Al, il mio amico di cui vi ho parlato, quello è il tipo che... Zitto tu, perché andava la lingua dietro? Sì, è solo che volevo presentarvi... Ma capisci che ti dice il capo? Da stare zitto, tossica e merda. Ditemi. La tua faccia non mi piace. Ma mi dissero che c'hai palle. Io ti volevo ammazzare. E lo capisco. Ma qua comando io, perché penso io. Perché far ammazzare uno che c'aveva palle, quando pote lavorare per me? Date la mano. C'è da dare la mano proprio. Date la mano! Adesso! Tu non sai questo che mi pezziava in botte. Date la mano! Solo perché mo decide voi. Amici. Ok. Visto che siamo tutti d'accordo e vedo che davi in palle, da oggi lavori per noi e pago debito di sta cosa lorda. D'accordo. They whisper letters, they a secret, top secret. Back in time. Roba di prima classe, Dio benedica le mule. Sì, risparatela. Oh, guarda, me la faccio io, sveglia. Paura, 100% pura colombiana. Mi ha data una mula con un culetto che qua se lo sognano. Ah, ma tu sai cos'è una mula? Sarà la femmina del mulo. Ah, non sapevo un cazzo, non sai. Le mule sono quelle che qua portano la droga. Non ti immagini nemmeno come. Praticamente il cartello fa preparare dei profilattici ripieni di cocaina che sembrano tipo salsicciotti bianchi. E poi li infilano a uno su per il culo a queste qui. Poi una volta che imbarcate sull'aereo, fregano la dogana e quando arrivano qui, bam, cagano tutto. E il gioco è fatto. Pensa che quella che ci ha dato la bamba, quella bella mula lì, quella c'aveva nel culo quasi 1,5 kg di roba. Come 15 viewster, ti rendi conto? Che poi se ne scoppia anche solo uno, quelle sono morte, schiattano così, proprio all'istante. Cazzo, però che spettacolo, minchia. Oh, ma mi ascolti? Ah, hai capito quello che ho detto? Nel mio posto sì, però ma come c'è? Ma che cazzo dici? Ma io non c'ho manco la patente, cazzo! Ma porca troia! Ma come la macchina? Non sai che non c'ho la patente? Cazzo! No, minchia, stanotte ci beccano, cazzo! Cazzo, che bisogna fare un'altra volta! Dirty mind.
Ciao bro, come va? Tutto a posto? Non un po' che non ti vedo. Questo qua. Cosa dici? Chi è? Oh, ciao! Ci faccio bene? Vieni sempre qua in giro. E tu? Allora che dici? Ma che gli hanno fatto a sto cane? Ma massacrato? Lascialo stare, Oh, lo lascialo stare. Oh, lo lasciate sto non cane? vale un cazzo, Non perdete, perde sempre. Dai, allora quanto, non so, tu guarda questo qua secondo me se le vendi 10 li fai. Ah, stai scherzando, mi prendi in giro. Tanto hai rubato, quanto vuoi? No, Non so, che dici? 5 forse? Quanto stai scherzando? Ma stai scherzando, non prendi il giro. Lascia stare il cane. Te lo motto del cane. Ma lascialo vaffanculo, perdere, che cazzo dai, dici? 2. Ma mi prendi in giro, vaffanculo, lascia stare il cane, Dai, parliamo 2, della vai, moto. facciamo 2. Lo vuoi o no? 2, ce ne andiamo. No. Oh, lascia stare il cane, Oh, ma sei scemo? No, sta Ma scherzando. che cazzo dici? Lascialo stare, sta scherzando. No, sei sicuro? Va bene, dai. Ah, ma che cazzo stai facendo? Oh, non è che... No, Va bene, no, sta scherzando. Dai. Ah, che cazzo Ciao, fa? frati, aspetta. Ah, mica ci stiamo perdendo un testone, cazzo. Porca, ma poi questo cane così è tutto ciancicato, ma che devi fare con questo cane? Dai! Ciao, bro! Ehi. Stai tranquillo. Abbiamo fatto, t'ho chiuso qua. Aspetta, fermo. Abbiamo fatto. Qua t'ho chiuso tutto. Aspetta, Adesso chiudiamo anche la zampetta. Ok. Sei come nuovo. Ci state rovinando. Haze cold, bringing up the doubts. Flash thoughts, time is gonna drown us, and down we go. Will you save us or let it go? Why can't you find love? Non ce la faccio questa vita, non ce la faccio. Devi darmi i soldi adesso, ok? Non ce la faccio, veramente. Al! Al! Stai qua. Arrivo. Ciao Al. Come va? Come te la passi, Ti ho pagato l'affitto. Ma no, me l'hai già pagato la settimana scorsa, dai. Se puoi ridammeli, Ascolta, volevo dirti che quelli dei piani superiori si continuano a lamentare. Ma da quando hai un cane? Il tuo cane abbaia tutte le notti. Sta facendo un casino. I vicini non ne possono più. E poi è un pitbull. Hanno paura. Ah, io già ti sto facendo un favore a tenerti qui, Anche se non dovresti, uno scantinato, un posto di merda. È un cane. Cosa ci posso fare se abbaia? Lo so che è un cane. C'è solo una cosa che puoi fare. Devi trovargli un altro posto. Mi dispiace, Risolvimi sta situazione,
Poi ci andiamo a prendere una birra. Ciao, Ale. Trasite. Senta, teatro. Devo dire che mio padre è molto contento di te, Ale. Sei uno tosto. E tu ringrazia il tuo amico finché campi, perché se adesso non c'è più il debito, è solamente grazie a lui. Sì, lo so, Tony. Infatti adesso mi sto ripulendo. Se devo venderti la roba non ci sono problemi. Sicuramente te la pago puntuale. Statti zitto, cosa lorda? Garantisci tu? Garantisco io, ma non ci voglio avere a che fare. Che dici, Tony? Partiamo con l'occhino, vediamo come si comporta. Va buono. Io te lo dico, se sul giro sbagli, si noma morto. Sì. Vamo a piglio. Ai! Ciao Max. Come sta? Che fatto? Ehi. È un po' che ti vedo in palestra, ma il match lo fai ancora? Adesso mi alleno da solo. Ah. Per un match così importante ti alleni da solo? Bello questo cane. È tuo? Cos'è che l'ha fatto? L'ho preso a persone che lo facevano combattere. Ma il padrone di casa non vuole che lo tenga. Pensa che io da quando è morto il mio non sono più riuscito ad avere un altro cane. A peso come sei messo? Devo perdere ancora 3 o 4 kg. 3-4? Ah, io direi almeno una decina, direi. Più o meno. Senti, ma se ti allenassi io? Max, non ho soldi per pagarti adesso. Tu non ti preoccupare. Però mi devi promettere che da oggi in poi basta cazzate. Max, tu sei una brava persona. Lo tengo tu, pollo? Facciamo una cosa. Io prendo il cane e tu ti fai allenare. Ok? Ci vediamo domani alle 6? Così tardi? 6 del mattino, Ale. Ok. Surround your life of shining light. No more you fade. It's a simple way you can simulate for a single day your scars away. You will not decay if you elevate for a better day so far away. I play to divide it, I blow to dispel. No one enslaves yourself. Vieni! Ale! Forza! Uno! Forza! It is not too late to forgive your shame. Maybe for one day, not for Go! Ale! Vai, up! Forza, forza, forza! Scena, forza! Su! Giù! Ale! Forza!
Andiamo, Al. Forza. Su. Forza. Andiamo. Al. Forza, su. Andiamo. Dai, Al. Dove cazzo mi hai portato, Max? Ciao Andrea. Ciao Max, tutto a posto? Tutto a posto, bene. Mi hai preso quella cosa che ti ho chiesto? Certo che l'ho preso, ne ho trovate 3, ma per me questa è quella più giusta. Perfetto. Ma non è per me. Che cazzo facciamo qua, Max? Al, cominciamo ad allenarci seriamente. Hai visto troppi film, Max? Ah, ho visto troppi film. Datti da fare. Quando ricorriamo le galline. Guarda! Ti faccio uno! Forza! 52! 53! 54! Forza! Dai, forza, ma che cazzo fai? Dai, forza, forza! Almeno fino a 60, su! Forza! Dai! 55, forza! 56! Go! Go! 57! 58! Forza! 59! 60! È l'ultima! Forza! Dai Al, abbiamo finito oggi. Non sei andato male. L'ultimo sforzo. Andiamo, dai. Poetry as insurgent art. Al! If you would be a poet, create works capable of answering the challenge of apocalyptic times, even if this means sounding apocalyptic. You are Whitman, you are Poe, you are Mark Twain, you are Emily Dickinson and Edna St. Vincent Millay, you are Neruda and Mayakovsky and Pasolini. You are an American or not American. You can conquer the conquerors. Put your ear to the ground and hear the turning of the earth, the surge of the sea, and the lament of dying animals. Conceive love beyond sex. Question everything and everyone, including Socrates. Question everything. Question God.
Cazzo, la sicura! Hai visto com'è bello? Adesso è tranquillo. Come hai fatto a pagare tutto questo? Hanno pagato i calabresi. Fammelo salutare. Che lo stronzo. Nothing will change. Nothing's still the same. All I want to do is try to hold on, try to make it on my own. Leave it all behind. Nothing really changed. Nothing's still the same to me. No one really cares if you don't know what you need. No more. Ars maior lacrimas ridet in tu. Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa che quando giungerà la nostra ora possiamo lietarci della tua dolce presenza, nell'assemblea degli angeli e dei santi, e rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. L'eterno riposo dona a noi, Signore, e splenda adesso nel perpetuo riposo in pace. Amen. Il funerale è cosa nostra. Lo so, grazie. Ma io e te, andiamo a parlare. Adesso. Ora andiamo a parlare.
Ora ascoltami bene. Un riempi chiacchiere, finito. Io vi ho dato la roba e tu garantista tuo amico tu. Ora c'è da pagare. Altrimenti, Elisa, la fa accompagnare un fidanzato solo. Ok? Non posso più andare avanti in questa vita, Tony. Forse non ci siamo capiti. Lavorerai per noi, fino a estinto di ebete. Lo capiscesti? Troverò il modo, come ho sempre fatto. Sarà meglio per voi. Stai tranquilla, ci penso a tutto io. Devi andare, oh! Via! Devi andare! Devi andare! Torni! Torni! Via! Basta, via! Basta! Via! Ma chi sei, Batman? Pezzo di merda, che cazzo sei? Che cazzo sei? Chi sei? Non c'è la polizia, via! Li ho fatti scappare. Li abbiamo fatti scappare. Tranquillo. Li ho fatti scappare. Un goccio. Da quant'è che sei qua? Un po'. 6, 7 anni. 7 anni. E sono... Sei solo? Io solo. Io sono solo. E tu? Ho un figlio. E come mai non sei mica con lui? Figlio? È brutto essere da soli. Credimi. Essere soli la vita non c'ha odore, non c'è sapore, non c'ha colore. È come questo vino qua. Fa un po' schifo come la vita. Guarda, che non è mica colpa della vita. La colpa è la tua se sei rimasto solo. Se abbandoni le persone a cui vuoi bene. La colpa è la tua, non è mica della vita. Se la vita è una merda, la colpa è la tua, amico. Dammi, va, Scappato.
Fatti. Fatti via. Sì, Ivan è a un convegno a Zurigo e Matteo è dei miei. Sono venuto a chiedere scusa per l'altra sera. Cos'è quel borsone? C'entro le mie robe, in caso perdo. Ma sei pazzo? Ma perché hai accettato quella sfida? Così mi lasciano in pace. E se perdi? Se perdo andrò via e non mi vedrete più. Meglio, no? Adesso sei una manager, una donna in carriera, poi sei una fantastica madre. No, Matteo ha bisogno di un padre come te. Devi farcela. Tanto c'è quello col suo. Non dirlo mai più, hai capito? Ti faccio ancora piangere. Pronto, dimmi Simo. Sono Matteo. Matteo, ma ti ha dato la mamma il permesso di chiamarmi? Sì, me l'ha dato lei il telefono. Matteo, scusa per l'altra volta, non è stata colpa mia. Lo so, papà. Lo sai che ti voglio bene. Ho saputo che domani combatterò. Già. Io tifo per te, papà. Tu sei il mio eroe. Ci vediamo presto, Matteo. Ciao. Some clouds are hiding the sun. She only knows she just won't feel the pain. The cry will arise. Last ray of color, last day for universe to hollow their breath, to break all the sky. You say goodbye through the unknown. Dance for the stars, holding your arms, the story of your life. Al, guardami. Perché sei qui? Te lo dico io. Sei qui per te. Non per tuo figlio. Non per me. E nemmeno per la tua fottutissima vita. Sei qui per te, Al. In gabbia sarai solo. Sei solo contro te stesso.
Perché il tuo peggior nemico, la causa di tutto, sei tu, Al. Sai che non sei al top della condizione, ma tira fuori tutto. Tutto quello che hai dentro, tutto, Al. Entra in quella gabbia e lascia il vecchio Al dentro di essa. Lotta come un leone, fino a che non avrai più fiato, e solo così vincerai. Andiamo a rompergli il culo. Forza! Adesso, signori, un incontro straordinario, davvero emozionante. Si sistemerà all'angolo blu lo sfidante dalla University of Fighting. Sta per entrare in campo Alberto Lato. Angolo blu. Angolo blu. Regole, tutto a posto? Ok. Prego, ragazzi. Oh, Berto! Sulla gabbia, aspetta al centro, tutto.
Ragazzi, va avanti. L'ha perso. Ehi, scendi da lì. L'ha perso. L'ha perso. Albe, la tempia. Alla tempia, Albe. Dai Robin, forza, dai. Ehi, parla il coach, ragazzi! Alza sta cazzo di testa, se al domani non sei preparato per fare il secondo round sarà una guerra, devi metterlo su, devi provare tutto su quel cazzo di testa che ti ricorda. Appena hai la possibilità spara di testa. Dammi la risposta, ok.
A volte un uomo non si prende sul serio, si prende in giro da solo con falsi ideali, con immagini di sé che è artefatta, costruita ad hoc, l'immagine di quello che si vuole essere. Ma la gabbia ti mette a nudo, non puoi barare con lei, devi averne rispetto e paura, penetrarci e rimanerci il più possibile. Oggi ho vinto contro me stesso. Per me il domani non esiste, c'è solo il presente. Io, qui, ora. Io sono Al. Non perché è violento di cosa, però cazzo due vinciare dinamite insieme, poi scoppia un casino che Ho due soci, tanto per fare una premessa, che sono Gabriele Vinciguerra e Boris Viale, che con me costituiscono la Portofagno. Lo proposi a loro, ho detto ragazzi perché non proviamo a fare un evento di MMA, visto che comunque in Italia l'MMA ancora ad alti livelli, vi parlo del 2010, di galà di MMA ce n'erano pochissimi, ancora non c'era questa grossa tradizione, ho detto proviamo a fare un galà di MMA. Il Milano in the Cage va da sé, il nome Milano, città importante, diamogli una connotazione internazionale e fu così che mi venne sto Milano in the Cage, che secondo me fu azzeccato del tutto.